L'idea di fondo è che tutti si devono rendere conto di più di quanto adesso dell'importanza della previdenza complementare, cosa che sta già avvenendo perché negli ultimi 3 anni sono aumentate di più di 1 milione le adesioni, quindi via via le persone si stanno rendendo conto dell'importanza, però sarebbe utile che lo facessero in maniera molto più massiccia e in qualche maniera, come è capitato con il fumo, con le diete, che diventi una cosa normale avere una previdenza complementare anche come forma alternativa di risparmio, quindi vedendola non solo come un problema di futuro, ma semplicemente di allocazione dei propri risparmi, anche perché di questi tempi mi pare che i rendimenti siano talmente bassi che conviene metterli in un fondo pensionistico che rende di più. Il problema non va posto alle generazioni future perché i giovani per definizione della pensione non gliene può importare di meno, ma va posto ai genitori, ai nonni. E alla domanda che cosa stai facendo dei tuoi risparmi, la mia idea è investi sulla pensione dei figli, investi sulla pensione dei nipoti. Anche qui ci vorrebbero strumenti adeguati da parte della previdenza complementare, da parte dei fondi pensionistici aperti, da parte dei piani individuali di pensione per offrire queste possibilità. Noi sappiamo bene che ci sono alcune esenzioni fiscali che spesso non vengono adeguatamente coperte e in secondo luogo, rispetto, la riflessione deve essere fatta sul patrimonio familiare e non sul reddito, cioè che cosa sto facendo del mio patrimonio. Normalmente la pensione era vista come un elemento distinto dal reddito, un po' di reddito lo metto per pagare la casa e i consumi, un altro po' di reddito lo metto nella pensione. Però la mia domanda è il patrimonio, quello che ho attualmente investito magari in appartamenti, se li ho, oppure in azioni, oppure in bot, siamo così sicuri che quella sia la forma di investimento più adeguata? Ecco, probabilmente qui c'è uno spazio, non dico per tutti, ma per alcune componenti per poter fare un salto. E d'altro canto noi ne abbiamo la riprova di questo, e l'abbiamo banalmente perché in una regione vicina come il Trentino Alto Adige c'è il 15% in più di adesioni.